Buonasera dalla Testa Istruttiva di Matera, si è appena concluso l'incontro, il primo incontro importante tra Valdagno e Rover Matera femminile. Siamo qui con uno degli esponenti più titolati di questa squadra. Secondo te che cosa è mancato? Perché abbiamo visto un grande sforzo, abbiamo visto tanti impegni, tanta determinazione. Sì, è stata una partita dove abbiamo dato tanto in difesa. Forse la cosa che ci è mancata di più, secondo me, è stata un po' di lucidità sotto porta, soprattutto tanti gol sbagliati. Però, vabbè, facciamo tesoro di questa esperienza e lavoriamo per fare meglio. Il campionato è ancora lungo, quindi vogliamo solo che migliorare. Abbiamo visto un livello che sicuramente è superiore a quello degli scorsi anni, diciamo che nelle competizioni ormai quasi tutte le squadre femminili riescono ad esprimere qualcosa di più rispetto all'esperienza del Matera, che è una di queste rocce, cioè uno degli scogli che bisogna superare. Sì, diciamo che un po' tutte le squadre si sono rafforzate quest'anno e credo che sarà un bel campionato difficile, sì, combattuto, però credo che sarà un bello spettacolo per il settore femminile. Questo è davvero un grande augurio, vogliamo che movimenti così, quindi Certo. ringraziamo te e la squadra e in bocca al lupo. Grazie mille a voi.